tutti dal commendone veneziano. Chiaramente il diluvio universale, prima gara della seconda stagione con la pioggia è proprio Miami, incredibile, da bagnato. Sarà durissima perché è la mia prima gara sul bagnato dopo una stagione e 4-5 gare. Mamma mia. Siamo comunque non in griglia, vicino a Villeneuve, la siamo in, diciamo in media con la macchina che abbiamo. Mentre tutte le auto si però Miami è un circuito che non amo per niente, purtroppo. Sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi, ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta? Beh, c'è poco da azzeccare qua, Pirlotto. C'è solo da stare attenti a non spaccare la macchina. Vediamo le prestazioni contrastanti, grandi prestazioni e schifosissime battute dall'resto. Vedremo, comunque la nostra macchina è una figata. Black and gold. Sono le gomme che odio di più per quelle da bagnato perché mi ricordano troppo l'Inter e non va bene. Guarda che bello, guarda che bello! Vai, siamo pronti. Gran premio di Miami. Siamo pronti. Go, go, go. Vediamo come andiamo sul bagnato, sono proprio curioso. Curioso caso. Mamma mia. Piano, piano, non voglio rischiare. Ne ho perse tante, però attenzione. Mamma mia, ha perso 3 position per paura di sbagliare. Ne ho perse parecchie, Però la mia prima gara sotto la pioggia era proprio un diluvio qui a Miami. Andiamo lunghi, calma, calma. Già che in Arabia ha buttato via punti clamorosi. Melbourne, rottura del motore. Dai, come spingi sto catorcio infernale. Mamma mia, quante posizioni ho perso, signori. Non esiste che mi passi qua, non esiste. Mamma mia, che pioggia. Previsioni meteo. Le gomme intermedie e quelle da bagnato al momento garantirebbero un ritmo simile. No, ma adesso vedo da full wet, signori. È il classico full wet. Speriamo ci sia la gara. Comunque F1 Manager mi sta prendendo troppo. Cioè sto pensando più F1 Manager che F1 normale. Ha i suoi difetti anche quello. Ma che partenza, ok. 3 position ho perso. 3 fottutissime position. Devo un po' ambientarmi e poi ci saranno i sorpassi comendiani. Giro record di Charles. Attenzione. Qualcuno ai box. Ho visto delle ali partire. Godo. 11esimi. Vediamo se riusciamo a prendere Ricciardo. Anche Villeneuve ha perso una posizione. Non devono scappare via, però, dai. Però veramente si vede che non ho mai gareggiato sotto il diluvio quest'anno. La macchina è anche buona, ma sto facendo un'enorme fatica. Spingi il catorcio, spingi il catorcio! Ma lungo, no, per fortuna no. Mamma mia, quante pozzanghere. La potrebbe diminuire un po' la pioggia, vediamo. I punti lenti del tracciato recupero molto. Io perdo sempre nella parte veloce. Ancora la macchina ha problemi sul veloce, sul dritto. Tanto siamo stabilizzati in 11ª posizione. La macchina con la pioggia, con gli effetti della pioggia è fantastica. Livrea meravigliosa scelta dall'Ardit GP in questa seconda season. Fastest di Charles. Ma guarda quanto perdo sotto sulla parte veloce, è incredibile.
No, 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 frena, stronza. Qua ho dovuto un po' allungare, se no andavo a fancuore. Ok, sta spiovendo, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che la pista si asciughi. Previsioni del tempo. La pioggia ci sta dando una Merda. tregua, ma le strade saranno bagnate ancora per un po'. Difficile a dirsi se ora siano migliori le gomme intermedie o quelle da bagnato. Ti ha il mio T però, Dio Christiansen. Devi dirmelo te, è il tuo compito. È il tuo compito, caro e meraviglioso ingegnere. Abbiamo Ricciardo davanti. Che Ricciardo fa da cagare sul mio F1 Manager, mamma mia. Qua recupero bene. Ho preso il paletto, attenzione, attenzione. Attenzione. No, non posso perdere così tanto, però. Dai ragazzi, su. Altro giro completato. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Che bello. Riesco a prenderli. Non sto guidando malissimo, a parte qualche sbavatura e un taglio che ho fatto nel corso del giro precedente. E spingi sta macchina, madonna. No, 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 mamma mia. Buono. Che siamo vicini adesso. Mamma mia, siamo vicinissimi. Che qua è impossibile. Sono vicino nel punto dove è più impossibile superare. Che bello. Con quelle cose della vita meravigliose. Virtual Safety Car. Fuori Magnussen. Un gruppo di auto ferme in mezzo alla pista. Modera la velocità. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Ok. Io proverei. Condizioni meteo. Potrebbe essere il momento di passare a un altro set di gomme. L'acqua si è ridotta di molto e tutti ritengono che le gomme intermedie potrebbero andare bene. Potrei anche provare a sto punto. Nessuno va, perderei poco. Certo, facciano lì che se sbaglio è finita, I meccanici sono pronti proviamo. a fare la propria magia sulla monoposto. Ritiro per Magnussen. Il tempo in pit più veloce possibile. Veloci, veloci, veloci. Mettiamo le intermedie. Oi. Ok, 24 giri tengo, quindi ce la farei anche. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ok, attenzione s'il vous plaît. Ma dai, mi superano tutti, ma che merda è? Però con la virtual qualcosa di meno l'ho perso. Questo è pochissimo, ma anche sicurissimo, secondo me. Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Dai, comandone, spingi a bomba adesso.
E che adesso che mi ricordo non ho messo la mod perché non hanno risolto il problema dei rettilinei per chi usa il cambio automatico. L'ho messa, però ormai magari in corso non me la prende. Quindi siamo in disparità a livello di rettilino paurosa. Però se devo perdere 30 anni con sto stronzo. Guarda che roba, guarda. Devo buttarmi e sperare. Niente. Il problema è che se guardate il rettilineo mi dà via merda. Che stronzata che è sta roba che avevamo fatto. Dai però, come spingi sto catorcio, dai. Guarda. Se non posso superare il rettilineo non ne supererò mai nessuna. Cioè, boh. Va bene. Vai. Fortuna non ho danni. Bottas è entrato in corsia box proprio in questo momento. Fa piacere. Sosta per Bottas. Qualcuno tiene ancora le full wet, secondo me è un errore. Tenere le full wet adesso è da pazzi. Io ho sfruttato la virtual, ho guadagnato sicuramente su qualcuno, almeno ho guadagnato qualcosina. Non ho paura di superare, ho paura di far cagate. Dai che vanno lentissimi però. Che purtroppo perde tutta la parte del rettilineo perché il gioco ha deciso che il CPU deve andare 86 volte più veloce, allora va bene. Guarda, i pazzi. In questo circuito di merda non si può superare. Guarda che roba. Ma non ci voglio credere. Safety car. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. E qua purtroppo conviene. Guarda che stronzo. Safety car. E questo è un vantaggio per loro. Ma vaffanculo. Mickey mi è arrivato addosso. Per fortuna non mi ha fatto danni. Bel vantaggio per chi avevo recuperato bene. Scherzi. Troppo bello per essere vero. Vediamo se recupero qualcosa. Jacques sta entrando ai box. Jacques ai box. Secondo me ho perso altre posizioni qua. Incredibile. Stroll rimane con le full wet. Probabilmente tenterà di andare direttamente su quelle d'asciutto. Strategia un po' pazza, ma bah, vedremo chi ha ragione. Non ho parole però, non ho parole. È entrata una safety car perché ovviamente ci sono alettoni ovunque, perché quel coglione di Mickey mi deve venire addosso. Don not parole, veramente. Il classico don not parole come indiano. Previsioni meteo. Ok, d'accordo. No. Previsioni meteo. Stai andando bene, continua così. Ci aspettano circa altri 10 minuti di pioggia. Ragazzi, partenza non bellissima. Sembra che palle sta cosa, però che va più veloci nei rettilini, sono tutti i coglioni. Raga, me la devo fare così, ma comunque mi ha perso tantissimo. Un disastro su safety car. Anche Villeneuve ha perso, siamo con entrambe le monoposte fuori dalla zona punti. Male. Stroll è andato ai box, fino al 15esimo. No, lungo. Sta arrivando un timido sole. Verstappen, ce ne possiamo... Ecco appunto. Dai però, porca miseria. Riprendiamoci la position. Perfetto, adesso andiamo a prenderci anche Guangzhou. Devo stare molto attento, qua è un punto bruttissimo.
E ce lo ciucciamo alla grande. Very good, siamo decimi. Zona point, zona point. Ma pazzi, chi vuole tenere le full wet per sperare nell'asciutto? Previsioni del tempo. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Non stavo più in pista con le medie. Vediamo se sbaglio. Pazienza. Siamo 17esimi. 18esimi. Ok, evita la linea bianca all'uscita. E vediamo se è fattibile. Se attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Vediamo se l'è fattibile. Io ci sto provando, raga. Tanto comunque la posizione la perdevo comunque. Gomme finite. Ma che mancano pochi giri. Per il momento vanno ancora più forte. Ci sto provando, Beppe. Ci sto letteralmente provando. Fuori. Latifi fuori. Safety car. No. Safety car incredibile. Non so se è un bene o un male. Però perdere la posizione così da... Mamma mia. E mo vediamo. Siamo tutti vicini. Vediamo se la pista si asciuga. Pazzesco. Pazzesco, Beppe, pazzesco. Vediamo se ho una minima chance. Che un incidente ha lasciato sulla pista un alto numero di... Seconda safety car. Però solo 2 giri. Stati box 2 Vettel, non mi ricordo chi, Tsunoda forse, per prendersi le soft. Io ho fatto la scelta giusta, cioè mancano troppi pochi giri. Potevo vincere la gara forse, addirittura. Vabbè. Dai, tutti i box adesso, dai. Safety car lunghissima, incidente brutto. Vai, vediamo se riusciamo a fare un miracolo, che la vedo un po' dura. Dovrebbero andare a 3 all'ora gli altri. Però non è più bagnato ormai, cioè. Guadagno anche tanto, ovviamente. Speriamo che le macchine possano veramente essere stramegalente. Speriamo. Non si riesco a riprendere almeno il punto. Mi sono sicuramente potrei provare anche il fastest lap a questo punto. Sono in difficoltà. Guarda il mio compagno, un coglione. Siamo già 14esimi e abbiamo anche il miglior intertempo. Siamo i più veloci in pista, ovviamente. Lunga, non troppo, ti prego. Non può arrivare la telefonata adesso. Mamma mia, siamo iper più veloci. Siamo già 12esimi. Sono lentissimi gli altri, sono lentissimi. Adesso qua c'è il bug di merda. Che 2 coglioni, però dai. Non è ammissibile che vadano così veloci qua perché non la mod è installata ma non va perché la gara è già iniziata. Fastest. Qualcuno va ai box, è pazzo all'ultimo giro. Devo prendere almeno il punto però, Sei all'ultimo giro. Cioè non riesco a fare il fastest, it's incredible. Guarda. Adesso l'ultimo giro sono più veloci, non mi prendo la posizione. Ma Dio Cristo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Fa già ridere così. Fa già ridere così. Allora, me ne devo prendere nell'ennesima piazza, me la piglio. Bastava qualche giro in più. Forse era addirittura vinta. Guarda che roba! Incredibile. Bastavano 2 giri in più. Uno o 2 giri. Questa me la piglio assolutamente. Torniamo in zona punti.
Ci pigliamo anche la nona, assolutamente, mamma mia. Ho danneggiato la macchina, ma non me ne frega niente. Mamma mia, nono posto, bagarotto obesotto, signori. Chiaramente nei rettilinei ci riprova. E ci prendiamo almeno nono posto, dai, peccato però. Si poteva fare grandi cose con qualche giro in più. Che sfiga, che sfiga, che sfiga. Alla fine della gara ci vediamo nel parco. Gara incredibile comunque, gara incredibile. Siamo riusciti a ritornare al nono posto quantomeno. Con un giro in più li massacravo tutti perché non dovevano andare in box per forza. Una vittoria magnifica. Complimenti Red Bull. Ed ecco i vincitori di... Ecco Max. Ciao. Ora Ciao. vediamo come questi risultati si riflettono sulla Due classifica punticini piloti. Il incredibili leader mi sono della preso, classifica sperava in Bene. qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più Buono, interessante. buono, Veneziano Ora sta una domanda per te. in molti Chi è a tuo punti parere costruttori, il pilota quinto del giorno? posto, va bene. Oggi è stata una giornata interessante. Sì, interessante, io e Ioni. Vai. Andiamo su e andiamo su. Adesso vediamo qua. Ok. Se riusciamo. Telaio. E qua, perfetto. Allora, ricerca e sviluppo. Beh no, soldini non ne, cioè, non abbiamo possibilità. Va il reparto. Ma vaffanculo. Bene, mamma mia quanta bella roba è arrivata. Boom boom come. Boom boom. Nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Abbiamo anche il Gran Premio di Spagna. Verranno sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Grazie. Apprezziamo il tempo che ci hai dedicato. Godo. Perfetto. Adesso abbiamo veramente una macchina importante, Così vediamo anche le condizioni meteo per la Catalogna. Vediamo un po'. No, sole pieno in Catalogna. Sì, sì, bella giornata in Catalogna, assolutamente. Va buon raga, ho saluto il commentone veneziano. 2 punti importantissimi. Ciao!